senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sabato, tra 2 giorni, va in scena un nuovo capitolo di una saga che rende l'Italia un unicum in Occidente, un unicum in quello che siamo abituati a chiamare mondo libero. E non è un primato di cui andare fieri, non è un primato in positivo. È una stortura in negativo, comunque la si pensi. Sì, perché c'è una nuova puntata del processo Open Arms al ministro Matteo Salvini, nella fattispecie una puntata molto importante perché sabato ci sarà la requisitoria del PM Luigi Patronaggio. Ma cos'è la saga? Perché noi sennò ci facciamo distrarre dai pur importanti singoli episodi. Qual è il senso di questa saga grottesca, obiettivamente? È che il caso Salvini Open Arms è l'unico caso di un politico occidentale che deve rispondere in un'aula di tribunale della sua linea politica quando ha governato il paese, delle sue idee in tema di immigrazione, del suo programma in tema di immigrazione, dei suoi atti politici in tema di immigrazione, coerenti con quel programma, coerenti con quelle medesime idee su cui aveva ottenuto il mandato elettorale degli elettori, dei liberi elettori italiani che avevano dimostrato di gradire la visione politica e le proposte di Salvini, della Lega in tema di immigrazione, e anche per questo Salvini era al governo nel ruolo di ministro dell'interno. Uno può essere in totale disaccordo con queste idee, con questo programma, con gli atti che ne sono conseguiti, aver contrastato e contrastare Salvini pesantemente da un punto di vista politico, da un punto di vista argomentativo, trovare che la sua linea in tema di immigrazione sia barbara. Non è il caso di chi vi parla, secondo me di nessuna persona consapevole del fatto che il Mediterraneo è protagonista di un traffico di esseri umani e bisogna tenerne conto. Ma in ogni caso un contrasto politico totale è legittimo, rispondere in aula della propria linea politica, dei propri atti politici, è una cosa che in Occidente non si è mai vista e mi sarei evitato questo primato per l'Italia, obiettivamente. Quindi tra 2 giorni c'è la requisitoria del PM, ai primi di ottobre ci sarà quella della difesa guidata da Giulia Bongiorno, la sentenza dovrebbe arrivare qualche settimana dopo, guarda caso probabilmente a cavallo dell'importantissima tornata di elezioni regionali che si terrà in Emilia-Romagna, Liguria e Umbria. Noi stamattina ci siamo svegliati di buon umore, vogliamo credere che sia un caso questa tempistica, questa sentenza che ingombe sulle regionali, vogliamo credere che ovviamente nessuno in quell'aula, nessuno nel collegio che dovrà decidere terrà presente questa scadenza politica o farà di questa scadenza politica il movente della sentenza. Lo vogliamo escludere perché l'Italia è una democrazia liberale occidentale. Sta di fatto che una democrazia liberale occidentale tra 2 giorni un PM spiegherà perché un politico è colpevole di aver fatto politica coerentemente con le sue idee e legittimato dai voti presi. Francamente è un primato di cui avrei fatto molto volentieri a meno, e attenzione a come la racconteranno, attenzione a leggerla solo come un tecnicismo, cioè un caso giuridico, si concentreranno sugli argomenti, controargomenti. Anche noi ricorderemo, ma perché è cronaca, che la Open Arms si rifiutò di consegnare a Malta alcuni migranti, rifiutò il porto sicuro assegnato dalla Spagna,
rivelando, come dire, una priorità anche lì politica, cioè arrivare in Italia, non salvare il prima possibile delle persone. Ma comunque non fatevi distare dal quadro giuridico. L'anomalia è a monte. Questo processo non si dovrebbe tenere convivenza liberale alla mano. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.